Io comincio, vorrei fare a lui una domanda, che è la stessa domanda che ho fatto la prima volta che ci siamo sentiti per telefono. Perché l'hai fatto? Tutto è nato un po' per caso, semplicemente da una conversazione tra amici. Noi amiamo la natura, amiamo stare all'aperto, siamo credenti e quindi perché non unire un percorso naturalistico in qualche modo con un pellegrinaggio? E abbiamo trovato il modo di farlo proprio qui a Petralia, progettando così un percorso verso il santuario della Madonna dell'Alto. Gianluca è colui che ti ha accompagnato, che conosceva il sentiero e che, quanto ho capito, ti ha proposto questa avventura. Tu penso quindi non è la prima volta che lo affronti? No, in realtà anche per me è stata la prima volta. Questo è stato possibile grazie a un vostro concittadino che io conosco tramite il mio lavoro. E siccome è una conoscenza che va avanti da tanto tempo con questa persona, tra i nostri vari discorsi una volta uscì fuori questo del santuario, e siccome non era per me il primo pellegrinaggio, non lo era per noi, però mi affascinava tantissimo questa possibilità, soprattutto in questo territorio che magari conoscevamo anche un po' di meno. E poi anche il fatto appunto di condividere l'esperienza del pellegrinaggio verso un santuario. E quindi tramite questa persona appunto siamo venuti a conoscenza, ma era anche per me la prima volta, e dobbiamo ringraziare le persone del comitato, Mario in particolare, che ci ha assistito e ci ha guidato, diciamo, alla scoperta di questo percorso. È stato per noi lui fondamentale, come lo è stato tutto il comitato poi nell'accoglienza. Quindi devo dire che l'esperienza più bella di questo pellegrinaggio è stata sicuramente la comunità, il senso di comunità che abbiamo sentito. Mi sembra interessante anche il titolo che avete dato, Verso l'Alto, e questo indica proprio il pellegrinaggio. Un pellegrinaggio è sempre un andare verso l'alto, cioè significa elevarsi da una condizione per entrare in una condizione superiore, ecco, più alta. E la condizione superiore e più alta è certamente quella interiore, quella dello spirito, ed è importante. E poi anche il tema del respiro mi sembra interessante, perché vedete, da 500 anni possiamo dire che quel santuario è un luogo del respiro dell'anima, dove respira l'anima. E l'anima respira nella preghiera. Cioè la preghiera che cos'è? È proprio il respiro dell'anima. Lì hanno pregato per tanti secoli anche dei frati, dei monaci, perché il santuario nasce anche come un eremo, ecco, un antico eremo. Per cui tante volte quando c'è la preghiera è strano, ma io ho questa sensazione che anche le mura si impregnano della preghiera. Non so se avete avuto questa sensazione. Le mura si impregnano della preghiera, del mormorio della preghiera dei frati. Guardando il documentario, quello che è l'emozione di ciò che noi rappresentiamo nel nostro territorio. Come dicevo in macchina allora, quando siamo saliti, siamo un gruppo nel comitato affiatati, tutti per lo stesso scopo, e quello che ci trasmette la sua montagna con la Madonna è tutta una cosa, o lo senti o non lo senti, come dicevo, non si può definire, non si può descrivere, certe cose si devono provare. Ti ringrazio Lorenzo, Luca. Dai Mario! Grazie a te Mario, non solo per averci indicato la strada per giungere al santuario, ma anche per avermi sopportato nei miei numerosi messaggi di WhatsApp, per avere delle informazioni, per avere del materiale anche che ha integrato le riprese del documentario. Quindi grazie veramente di tutto e anche della pazienza. Dico solo questo:
riparto dall'ultima parola che ha detto Mario e da quello che ha detto Gaetano. Mario ha parlato di emozione ed è questo il senso, è questo il senso di quello che abbiamo visto. Il documentario A Bella Madre di Lato, che è stato fatto da Miterra Videolab, racconta di tanti aspetti culturali, antropologici, di tutto quello che le persone qui in sala sicuramente conoscono e che magari guardando il documentario avranno detto beh, ma questa cosa non è stata detta, o questa cosa chissà, perché magari si poteva aggiungere, o io so questa cosa. Ne abbiamo parlato con Lorenzo quando siamo andati da Sua Eccellenza. Non è questa la cosa importante. La cosa importante è l'emozione che voi avete provato, l'emozione di un luogo che ti permette dall'alto di guardare come guarda Dio. Dio guarda così dall'alto e capisce che determinate cose sono piccole e che l'essenziale sta in alto. Più sali, più capisci. E grazie allora per averci regalato la vostra emozione. E grazie per averci permesso di guardare un attimo con lo sguardo estraneo che ci fa capire chi siamo e quanta ricchezza abbiamo intorno.